sono Margherita Pilloni, sono ceramista di Oristano, il mio laboratorio è in centro storico. Da oltre, meglio non dirlo, dal 78 che faccio ceramica e mi piace sperimentare ancora oggi tante cose che mi incuriosiscono, che mi colpiscono particolarmente. E ad Oristano c'è stato un grande calo di attenzione verso la ceramica. Una volta che sono scomparsi i figoli, diciamo, siamo solo 5 laboratori a produrre ceramica, che la maggior parte ormai è innovativa, ovviamente. Sicuramente si segue il mercato, però la produzione dei figoli era bellissima. Ecco, io sto cercando di portarla avanti, di riprenderla, di farla conoscere, perché quasi non si sa più cosa producevano un tempo, e perciò faccio sia la produzione tradizionale e quella innovativa. Già da quando avevo fatto il primo giorno, ho frequentato il primo giorno all'Istituto d'Arte, tanto tempo fa, mi aveva colpito il mio insegnante, il primo giorno di lezione, lavorare al tornio. Da lì sono partita vedendo questa magia, ho detto io mi farò un laboratorio, e da lì nessuno mi ha fatto cambiare idea. Oggi è molto difficile lavorare perché c'è una grossa crisi, poi c'è le produzioni industriali che ostacolano, e allora ritengo, a mio parere, che sia bene fare una cosa una produzione di nicchia o anche personalizzata, accontentare il cliente, fare una cosa che lo soddisfi per arredare il suo ambiente, quindi una cosa anche personale, poche quantità ma curate in un certo modo, e soddisfare la clientela, ecco, questo, curare i particolari e presentare le innovazioni comunque.